E ritengo che il provvedimento di archiviazione sia errato nella forma e nella sostanza. Chiaro il messaggio al giudice Casciarri, ma soprattutto al titolare dell'indagine, il sostituto procuratore Massimo De Bortoli, che ha chiesto ed ottenuto il proscioglimento di quasi tutta la dirigenza di Veneto Banca. Come è stato chiaro che per l'avvocato Luigi Fadalti, che rappresenta una parte dell'esercito di risparmiatori traditi e truffati, la questione non finisce qui, ma continuerà in Cassazione. Avvocato che non nasconde di essere rimasto sbalordito dalla notizia. Mi pare incredibile che vi sia stata una sorta di one man bank, cioè che tutto sia dispeso esclusivamente dall'attività del ragionier console. Perché per il pubblico ministero De Bortoli l'unico con certezza da rinviare a giudizio per aver truccato i bilanci della banca è l'amministratore delegato Vincenzo Consoli, che sarebbe riuscito ad imbrogliare non solo la Banca d'Italia, ma l'intero consiglio di amministrazione di Montebelluna. E se per Patrizio Miatello il rinvio era prevedibile, la decisione del Tribunale di Treviso sta facendo infuriare non poco i risparmiatori, che da questa mattina hanno inondato di telefonate lo sportello di aiuto aperto da poco a Cornuda. Oggi i cittadini mi hanno fermato per commentare quanto è avvenuto delle decisioni del Tribunale. Perché ci conferma il sindaco, per la gente di fatto questa archiviazione conferma la non responsabilità del resto della dirigenza per le scelte fatte. Praticamente in Veneto Banca, che ci fosse un usciere o che ci fosse il presidente, magari c'erano identità diverse, ma la responsabilità era questa. È una bella barzelletta da raccontare. Soprattutto se raccontata a chi non ha nessuna voglia di ridere, a partire dall'intera cittadinanza di Montebelluna, fino a 4 anni fa orgogliosa della loro banca. Certo che ci credevamo, è stata una banca che per anni ha aiutato il territorio. Ecco perché con un fondo risarcimento che non decolla, la montagna di carte che adesso si stanno rivelando inutili e soprattutto i piani di rientro che stanno falciando i mutui sugli immobili e i fidi alle piccole imprese, il giudizio dei risparmiatori tradito non si ferma alla dirigenza di Veneto Banca. Se questa è la legge che ci rappresenta nella nostra Repubblica Italiana, veramente c'è veramente da riflettere e non dormire neanche alla notte.